e Paolo Pizzolatto di Prima il Veneto. Buonasera a tutti, buonasera direttore. Attenti al lupo, cantava Lucio Dalla, e bisogna stare attenti al lupo e ai lupi, soprattutto sull'altopiano di Asiago, perché hanno sbranato negli ultimi anni, stanno davvero imperversando ed è un vero problema per gli allevatori, perché sbranano vitelli, capre, pecore, di tutto un po', e quindi è un vero problema. Allora, Paolo Pizzolatto. Queste sono le classiche cose all'italiana, quelle che non vengono o mai risolte o che vengono risolte talmente parzialmente da far ridere. E poi vi racconterò in ultima perché sto dicendo queste parole. Premesso che io preferisco incontrare il lupo per strada piuttosto che incontrare i 2 cani che ho dei vicini nella stradina dove abito. Perché giustamente il servizio che è stato fatto prima, volevo proprio entrare in merito a questo, perché il mio discorso sarebbe iniziato con questo, ne hanno uccisi più i cani di bambini e di anziani quest'anno che non lupi e orsi. E i cani sono addestrati dagli umani, proprio come dice il titolo, bisogna stare attenti agli umani. Per cui, ripeto, certi cani sono più responsabili di omicidi che non l'orso o il lupo. Altra cosa. Anni fa, come è stato giustamente fatto osservare prima, si è pensato di rintrodurre l'orso e il lupo perché erano completamente spariti dalle nostre montagne. Siamo andati a prendere in altri stati dall'est, eccetera, eccetera, li abbiamo rimportati. Si sono riprodotti e sono diventati tanti, adesso danno fastidio. Allora, prima cosa, bisognerebbe capire cosa entrava nella testa delle persone che hanno rivoluto di nuovo l'orso perché era bello nell'ambiente o il lupo perché era bellissimo nell'ambiente. Adesso ci stiamo tutti fasciando la testa perché ci sono troppi orsi, ci sono troppi lupi e non sappiamo più come fare. Giustamente è stato osservato che qualcuno deve prendersi le responsabilità e vi racconto anche perché. Quando ero amministratore unico di Veneto Agricoltura, in Pian del Cansiglio era aumentata talmente la famiglia dei cervi in una maniera esponenziale che ne facevano di tutti i colori, rovinavano i campi, i raccolti, entravano nelle stalle a dormire con le vacche. C'erano circa 1300-1400 rispetto a quello che poteva essere l'ambito familiare dei cervi, che dovevano essere intorno ai 800-850. Si è parlato per anni, studiando con la Regione Veneto, con l'ISPRA, con Gesù Bambino, con tutti quanti, per cercare di capire come poteva avvenire un minimo di abbattimento che avrebbe addirittura creato nel territorio un sacco di posti di lavoro, perché si poteva vendere la carne che logicamente era DOC del territorio, sigillata, preparata, certificata, tutto, per cui avevamo anche trovato lo spazio vitale per poter creare una decina di posti di lavoro. È finito dopo anni, io sono a casa da anni da Veneto Agricoltura, che è ancora tutto così e logicamente così come avviene per i lupi, così come avviene per gli orsi, così come avviene ancora per i cervi, che non sono animali buoni come qualcuno pensa, ma sono molto aggressivi. Cioè, facevano vedere a quell'epoca il visetto del Bambi che volevamo abbattere, eravamo cattivi noi della regione del Veneto Agricoltura, però gli agricoltori lamentavano il fatto che i loro raccolti stavano sparendo e che anche tanti animali si allontanavano. Stiamo continuando dopo decenni a rimborsare sempre questi agricoltori e i rimborsi vengono dalla regione e la regione i rimborsi li prende dalla tassazione dei cittadini, per cui stiamo pagando noi tutte queste cazzate, logicamente, perché continuano ancora a girare nel bosco del Cansiglio, dove hanno già decimato completamente quello che può essere il bosco fino ai 10 anni di età agli alberelli. Cosa vuol dire? Vuol dire che non riescono a mangiare le foglie o arrivare a nutrirsi di queste foglie del fogliame del bosco fino a una determinata altezza. Quella determinata altezza impedisce alle piantine piccoline di poter crescere, per cui il bosco è completamente rovinato e ci vorrebbero decenni per cercare di fare in maniera di farlo ricrescere come prima. Nessuno parla, nessuno dice questo, nessuno sa questo, tutti vanno nel bosco del Cansiglio perché è bello, c'è ombra, c'è fresco, eccetera, eccetera, ma nessuno sa che il bosco è completamente rovinato, oppure è rovinato talmente bene che ci vogliono decenni per poterlo riportare come prima. Queste sono le cose che vanno risolte. Inutile che noi vogliamo di nuovo il lupo e ci dovremmo ad affrontare questa realtà, inutile che vogliamo l'orso e ci dovremmo ad affrontare questa realtà. E purtroppo le cose vanno così, adesso bisogna prendersi responsabilità. Scusate, a Roma, con tutto quello che gira di cinghiali, qualcuno non si è preso responsabilità di non abbatterli? Nei colli a Padova stanno facendo il disastro, però non si parla ancora di abbattimento. Allora che qualcuno decida cosa fare, o siamo tutti animalisti o decidiamo di prendere un fucile in mano, però che qualcuno decida. L'importante è che per una volta tanto qualcuno decida, perché le cose restano così perché nessuno decide mai. Pizzolatto, io direi restiamo un attimo sullo stalking, il mobbing, no? Perché avviene anche nelle aziende, ci sono violenze psicologiche gravissime. Questa è una società che è completamente malata ed è andata sempre più peggiorando nel corso degli anni.
Qualcuno dà la colpa al Covid, qualcuno dà la colpa a tantissime cose. Io dico che bisogna riprendere in mano una situazione generale che in Italia sta diventando traumatica per tutti quanti. Abbiamo ogni giorno a che fare con le forze dell'ordine lavorando in banca. E accennavo anche pochi giorni fa, quando ero stato qui l'ultima volta, che il maresciallo dei Carabinieri ci raccontava: quando voi correte per la strada avete 3 tipologie di persone che incontrate. Avete il bevuto che sta correndo, avete il drogato che sta correndo e la persona normale. Ogni 3 auto 2 sono così, per cui state ben attenti quando fate qualcosa. Sentirsi dire queste cose logicamente ti metti un po' in ginocchio, però loro ti insegnano, loro ti guidano. A proposito, non è vero assolutamente che i reati sono diminuiti o certe tipologie di reati. Prima ho sentito una proporzione: 10 sono diventati 1, invece 10 sono diventati 9, non 1, perché i carabinieri che ogni giorno monitorano e le nostre agenzie vengono da noi, ci chiedono se per caso abbiamo visto qualcosa di sospetto, hanno detto che i reati sono notevolmente in aumento. Solo cos'è che sta succedendo in Italia? Che la gente non crede più nella giustizia e denuncia sempre meno. Io ho le telecamere a casa, ho l'impianto da furto a casa, ho la pistola appoggiata sopra il comodino. Cosa succede? Succede che... Scusa un secondo. È solamente come esempio che sto dicendo questa cosa. Succede che la pistola sopra il comodino io non posso utilizzarla, perché nel momento esatto in cui viene il rapinatore all'interno della mia casa, prima ha il diritto di sparare lui, allora posso tentare di difendermi io successivamente, perché altrimenti se sparo prima io, tu sai perfettamente che c'è l'eccesso di legittima difesa e qui in Italia chi delinque ha quasi sempre ragione, chi subisce purtroppo finisce in carcere, perché va così. È per quello che tanta gente non denuncia più i reati, perché la giustizia in Italia esiste pochissimo. Oltretutto con somme di reati inferiori ai 4 anni e mezzo, ai 4 anni, non ricordo bene, 4 anni e 6 mesi, 4 anni e 4 mesi mi ricordo, nessuno finisce in prigioni, per cui l'aumento del bullismo, vanno all'attacco dei presidi, dei punti di pronto soccorso, picchiando gli infermieri e i medici, vanno i genitori a scuola picchiando l'insegnante perché ha dato un brutto voto al ragazzo. Con una società strutturata in questa maniera, dove è stata levata via anche l'educazione civica, c'è poco da fare. Non si può solamente prevedere, non si può solamente che pensare e prevedere a un aumento di questa tipologia di reato, perché i ragazzi una volta, ricordo, per carità, non voglio più dire una volta perché sembra di essere nel secolo scorso, però tempo addietro finivano in collegio, venivano curati per quello che facevano. Adesso non esiste più nulla, case dove curavano le problematiche psicologiche non ci sono più, i collegi non esistono più, e va tutto bene perché poverino è la prima volta. Ma guardate che sono stati fermati ragazzetti di 14 anni che avevano 4 pagine di reati e ancora andavano avanti. E sapete certe volte cosa dicono questi ragazzi, ci raccontavano i carabinieri, che purtroppo prendono esempio da tutto quello che è la sporcizia, io dico la porcheria, utilizzo questo termine, che abbiamo avuto nel corso degli ultimi 10 anni, che è subentrata o che è entrata a livello di immigrazione, dove questi, chiamati italiani di seconda generazione, per me non sono italiani e non sono di seconda generazione, hanno dato esempio e coraggio a questi ragazzi che purtroppo non erano così. Questi stanno prendendo coraggio proprio perché sanno che sono impunibili, sanno che i loro genitori, per la maggior parte separati, non riescono a guidarli o a essere vicini a loro, perché il genitore che convive con loro è quasi sempre occupato a cercare di trovare una fonte di reddito diversa, per cui non hanno nessuna tipologia di colloquio, e ci troviamo di fronte a questa realtà. Di fronte a questa realtà, e questa realtà, continuo a dire, proprio a causa della società che è notevolmente malata, sono destinate ad aumentare. Per cui bisognerà inventare un qualcosa che possa soffocare sul nascere questa cosa qui, perché la troppa permissività in Italia ha portato a questo tipo di interventi, perché siamo stati troppo buoni e troppo permissivi, o troppo permissivi, e forse a qualcuno è andato bene così. Grazie a Paolo Pizzolato, prima il Veneto, grazie molto. A voi, grazie a tutti. Grazie, arrivederci, buonanotte.